D'accordo, buongiorno Massimo. Allora, è il 2 dicembre, siamo alla resa dei conte, possiamo definirla così su molti aspetti e poi ci arriviamo. Partiamo però dal discorso ovviamente di Mattarella, c'è un'intervista oggi di Zaia sulla Repubblica, il Veneto ancora sotto torchio per quanto concerne i dati e dopo ne discuteremo insieme. Cosa ha detto Mattarella? Era chiaro, ieri non l'ho visto sentire dalle televisioni, ma quando io ho ascoltato Mattarella l'altra sera, buongiorno Sergio, era evidente che quel passaggio illusori vantaggi di parte, quindi fa un appello a un periodo che sia di costruzione ai costruttori, non ai rottamatori, e per evitare ovviamente che ci siano illusori vantaggi di parte. Era evidente che quel passaggio fosse legato alla crisi vera o finta, presunta, reale di questo momento. E quindi Mattarella dice: finitela di giocare perché qua c'è un problema serio che è quello del virus, sul quale certo abbiamo fatto errori, siamo stati i primi ad affrontarlo in Europa, ma adesso bisogna andare spediti. Mi vaccinerò appena possibile senza superare nessuno, dice chiaramente Mattarella, come dicono un po' tutti i governatori tranne il De Luca, il marchese del Grillo De Luca, che si è fatto il vaccino l'altro giorno, come ricorderete molto bene. Il discorso di Mattarella è importante anche per un altro aspetto, perché di fatto su Recovery Fund dice che adesso bisogna agire, bisogna fare in fretta e bisogna scardinare alcune lentezze che non fanno crescere il nostro paese e su questo piano bisogna andare a incidere seriamente, concretamente. Buongiorno Aldo. Poi vediamo se ci sono anche di fatto per esempio Vespa oggi sui quotidiani, sul Gazzettino, quindi sul Messaggero, tutta quella componente lì, dice che quello di Mattarella è un messaggio di fine anno interventista, dice una serie di cose, oltre a quello è l'ultimo anno del mio settennato, quello che si apre, cioè quindi già dice agli altri che speravano di votarlo nuovamente nel Parlamento a Camere riunite, che questo è il suo ultimo anno, quindi fermi tutti, non pensate di decidere per me, perché è il mio ultimo anno e in questo ultimo anno veglierò su tutti questi aspetti che vi ho citato poco fa. Come dire, se la politica non è all'altezza ci pensa il Presidente della Repubblica. Adesso la volgarizzo e di tanto, buongiorno Elisabetta, per dire cosa che è pronto a controllare veramente questa politica che litiga, e forse il Paese si è affidato in qualche maniera a un'istituzione super partes e che intende, se questi continuano a giocare con una crisi vera o presunta, portare veramente il Paese al voto. Anche se mancano 6 mesi, perché da lì in poi, sapete, dopo l'estate inizia invece il semestre bianco, quindi negli ultimi 6 mesi del Capo dello Stato non si può sciogliere le Camere. Allora, il record d'ascolti, questo l'avete visto, 5 milioni in più rispetto all'anno scorso, 15 milioni di persone hanno seguito il Presidente della Repubblica, proprio perché diciamo forse ci si affida almeno a lui, visto che gli altri ci stanno deludendo e parecchio su tutti i fronti. E non ha neanche l'accento giusto? Non so cosa Cinzia sta dicendo, però e quindi 60% di share per il discorso più veloce del suo settennato, appena 14 minuti. Veniamo al resto. Le regioni chiedono di rivedere i famosi 21 criteri, oggi lo trovate un po' su tutti i giornali, e molti governatori con chiarezza dicono che le scuole non si possono riaprire il 7 gennaio, lo ha detto qualcuno, l'abbiamo citato mi pare Ricciardi del CTS nei giorni scorsi, Zaia lo dice da tempo, qui lo sosteniamo anche se a Ring mi ha colpito diciamo l'esito di un sondaggio nelle scorse settimane, insomma resto l'unico un po' scettico su questo, ma vedo che i governatori chiamano, dopo risponderemo. E quindi questo è quello che dicono alcuni governatori. Così come, attenzione, due aspetti molto importanti. Zaia che dice che è meglio andare al voto e trovarsi un governo forte per determinate decisioni in questo momento, ma dopo ci arriviamo, e Federica invece per Ipsos è al 74% promosso per quanto riguarda la sua regione dai residenti sulla crisi del Covid. La tabella del Gazzettino di oggi, invece, cito ancora il Gazzettino per questa tabella molto interessante, è quella che ci spiega, e lo diciamo da settimane, lo fa coi numeri di tutte le regioni, per nuovi contagi,
tamponi antigenici e tamponi molecolari, la vera percentuale delle regioni, anche se molte regioni, lo si vede molto chiaramente da questa tabella, non forniscono il dato dei tamponi antigenici, la trovate sul Gazzettino. Cosa ci dice? Che se noi facessimo la percentuale sui soli tamponi molecolari, per esempio scelta la data del 30 dicembre, il Veneto avrebbe un'incidenza positivi per tamponi del 16,72%. Cosa dice Alessandro? Zaia è cosciente che con i suoi test rapidi ignorati da Roma ci faranno essere zona rossa per mesi? Non lo so, Alessandro, io non so se tu fai riferimento per caso ai famosi test fai da te che ancora non ci sono, o gli antigenici che di fatto usano tutti, però qui nella comunicazione delle singole regioni non tante fanno sapere quanti sono gli antigenici che ogni singola regione usa. Daniela, buongiorno e buon anno. Se invece facciamo il tamponi rapidi più tamponi rapidi più molecolari, ho detto prima 16,72 sui soli molecolari. Sul totale molecolari e rapidi la percentuale scende a 5,70. Questa è la differenza rispetto a quanto vi diciamo da settimane e a quello che invece analizza Roma. Ma poi il problema c'è, è questo il fatto, che il problema c'è, e lo dicono ancora una volta i medici, gli anestesisti, che è prima linea, il ragazzo che salvò, mi pare, la signora a bordo del treno che oggi è assunto a Campo San Piero, il medico eroe, no? Ricorderete di qualche mese fa, che dicono attenzione, la situazione è seria, è preoccupante, qui vogliamo delle chiusure, addirittura non si sa se il Veneto possa restare rosso dal 7 in poi, oppure con il nuovo decreto che evidentemente farà Conte dal 15 in avanti potranno esserci interventi di questo tipo, dunque rossi per diverse settimane. Questo non si sa. Zaia ancora in questa intervista ribadisce come ci sia un problema appunto nel conteggio, e le regioni hanno chiesto tutte quante di avere un'uniformità oggi, anzi ieri a dire il vero, il 1° gennaio del 2021 finalmente chiedono, e lo hanno già fatto più volte, chiedono che finalmente il governo agisca perché ci sia una chiarezza sui dati. Secondo lei dopo il 7 gennaio scuole in presenza e zona gialla saranno di nuovo a portata di mano? Diego, io dubito francamente, visti i dati e i numeri, ma soprattutto l'appello dei medici. Io da sempre dico che non è il caso di riaprire ancora la scuola in questo momento al 75% o più con questa condizione di contagi, perché poi andiamo a inficiare ancora ulteriori imprese. Questo l'avevamo già detto 1000 volte qui, però insomma so che molti non sono d'accordo, e anzi mi hanno risposto i politici fuori onda: si vede, Varino, che tu non fai il politico, perché che la scuola non debba riaprire non lo si può dire. E invece Zaia però vedo che oggi lo dice con molta chiarezza ancora una volta sul giornale. I medici chiedono restrizioni e sono già state convertite le sale operatorie in nuove terapie intensive. Questo è un dato allarmante e preoccupante, cioè sapete che nel piano delle famose 1016 terapie intensive molto riguarda anche le piastre operatorie cosiddette, che rapidamente possono, in 36 ore, possono essere attivate e convertite in terapie intensive. In alcuni posti è già successo, quindi siamo già a questo livello di esigenza, perché dato di ieri sera le terapie intensive in Veneto sono 403 Covid occupate, e questo è un record assoluto. Zaia potrebbe dunque fare una nuova ordinanza dopo il 7 o il 15 o non si sa, è da capire questo. Forse l'esigenza c'è, grazie a te Diego, l'esigenza c'è, perché in realtà però vuole capire se arriveranno dei ristori veri, seri, e non come quelli del Giallo Plus, che sono appena 20 milioni di euro per le attività che sono rimaste chiuse. Non ho detto i vaccini sì, a parte l'inizio abbiamo il dato mi pare di questa mattina sia di più di 45.000 persone vaccinate. Che cosa dicono però i giornali? Guardate un po', nei giorni scorsi ci domandavamo: ma siamo sicuri che con questi vaccini riusciamo ad agire in fretta, per chi lo vuole fare, perché non c'è l'obbligo? Dobbiamo ricordare sempre che arriveremo in fretta a vaccinare le persone, a mettere in protezione, a essere pronti per l'eventuale nuova invernata, non la voglio chiamare ondata, di fine 2021, con la stragrande maggioranza delle persone protette. Non lo so, i vaccini sono lenti, oggi lo dicono tutti i giornali. Guai, prima non si poteva dire, adesso c'è questo nuovo sito legato alla Presidenza del Consiglio che ci aggiorna in tempo reale su regione per regione, quante dosi fatte e di quelle consegnate. Ebbene, su 100 dosi pronte ne abbiamo iniettate 7.
7 soltanto, questo lo dice Repubblica, lo dice Repubblica, ma basta guardare questo schema. Io mi chiedo, dice Nirvana, siamo chiusi a casa ormai da tempo, come fa a crescere il contagio? Forse qualcosa non quadra, esatto. E questo è verissimo, al di là delle feste sul lago di Garda, il resto d'Italia, e i geni che si sono trovati e poi già sono 58 contagiati. No, vabbè, lasciamo perdere questo aspetto che può avere. Non c'è più la normale influenza. Cinzia, questo l'abbiamo già detto più volte, in realtà è pubblicato da più articoli, come per ora incida pochissimo, forse perché abbiamo le distanze, forse perché abbiamo le mascherine, però purtroppo il virus si diffonde ancora una volta e tantissimo, in base ai dati ovviamente che ci vengono forniti. Voglio chiudere con un paio di cose molto rapide, record delle terapie intensive, ve l'ho detto, sui vaccini c'è questo nuovo sito e l'aspetto che sottolineavo poco fa, se la BioNTech dice ieri che non ce la fa a produrre per tutti in Europa, Israele ha già vaccinato il 10% in pochi giorni, 10% della sua popolazione, va bene che sono pochi milioni magari, però ha vaccinato il 10% che vuol dire almeno 1 milione di persone. Perché noi non abbiamo chiesto alla Bayer di produrre in Italia, in Europa, il vaccino Pfizer già pronto e approvato, lo produce un'altra azienda, gira le royalties, ma questo l'ho detto settimane fa, non si sta applicando e il risultato è che ovviamente dosi non ce ne sono poche. Sullo sci non ci sono novità, anche se c'è l'appello da molti assessori della scuola, vi ho detto. Zai ha detto una cosa molto forte invece in questa intervista a Repubblica oggi, oltre a ribadire, vi ho detto, del tema tamponi e del conteggio che va fatto correttamente, come mentre Conte, siamo alla resa dei Conte, cerca i responsabili, Renzi dice ha ragione Mattarella in quel passaggio, cioè Mattarella parla di lui, dice che non è il momento di rompere, ci vogliono dei costruttori perché non è giusto che non si evitino illusori vantaggi di parte, Renzi dice ha ragione Mattarella. Ha ragione Mattarella, quindi parla di lui e gli dice che ha anche ragione. Ma insomma, Zaia in questa intervista invece su Repubblica che cosa ci viene a dire? Che è contro il Covid serve un governo stabile, meglio andare al voto e secondo Zaia si può andare al voto anche in questo periodo di piena campagna vaccinale. È una dichiarazione forte, ma probabilmente ci spinge a capire qual è il senso forse di molti governatori che cominciano adesso a spingere, a dare l'ultimo sforzo nel tentativo di portare al voto il paese per superare questo governo. Invece non è d'accordo per una volta, come immaginerete, il collega Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che oggi ribadisce non è il momento di andare al voto. Lo dice anche Fico, presidente della Camera, in un'altra intervista invece sul gruppo Gedi, La Stampa e tutto quel mondo lì. Quindi si sta forse tentando in questa crisi, vera o presunta, come dicevamo tutte le volte, di dare l'ultimo scossone per capire un po' cosa succede. Qui c'è invece Forza Italia un po' più responsabile, la Meloni che va avanti con la sua crisi, Salvini che invece non ci crede molto perché alla crisi innescata da Renzi dobbiamo dire che non ci credono in tanti. Fico dedica in questa sua intervista buonista, definiamola così, la prima parte a ricordare la famiglia Regeni e Giulio Regeni. Però non si accorge che già da ieri, negli ultimi giorni e qualche pagina più in là rispetto a questa sua intervista, la famiglia di Giulio Regeni è indignata e ha perfettamente ragione. Quante volte l'abbiamo detto in questo paese, abbiamo consentito, abbiamo dato l'illusione all'Egitto che si potesse, la certezza all'Egitto che si potesse trattare un figlio del nostro paese in questa maniera e oggi noi, mentre facciamo finta di fare pressioni all'Egitto per avere la famosa verità su Giulio Regeni, vendiamo una fregata a Di Marina, prodotta da Fincantieri, proprio all'Egitto. E giustamente la famiglia di Giulio Regeni dice noi denunciamo il governo perché una cosa del genere non si può fare con un paese che ha violato pesantemente i diritti umani. Però Fico, nella sua intervista, terza carica dello Stato, nella sua intervista vuole ricordare all'inizio Giulio Regeni. Se volessero fare qualcosa, di sicuro si può agire diversamente.
Conte caccia i responsabili, l'abbiamo già detto in Parlamento, ma anche un terzo Conte, un Conte ter raccogliticcio, come si dice sui giornali in questi giorni, avrebbe gran poco effetto e soprattutto non i favori, ci sembra di capire, del capo dello Stato Mattarella. Mose, c'è una lettera del commissario Spitz che parla dell'ingegno italiano, finalmente anche qualcun altro lo dice, quante volte l'abbiamo detto qui, che è un assoluto ingegno italiano, funziona, il 2021 è l'anno importante anche della consegna di questo progetto che ci ha reso celebri nel mondo. Lasciamo perdere, ripuliamolo dalla corruzione, pensiamo solo all'opera ingegneristica. Se il PD fosse al 30% si potrebbe votare anche domani mattina. Italo, cioè come dire che aspettano di arrivare al 30 per poter portare il paese al voto, capito? Almeno penso di aver capito il suo pensiero. E l'anno del Mose in cui si dovranno fare molte scelte importanti. Penso di avervi detto un po' tutte le cose che avevamo scelto per questa stramarsena stampa. Ci vediamo sul sito ferdinandoavarino.it e vi ricordo lunedì invece Ring su Antena 3 alle 21:15. Ciao, buon inizio d'anno a tutti e dai.